Fermato il presunto autista della banda, complici in fuga sono stati visti a Tomo. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di mercoledì 12 novembre 2025, notizia che troviamo a pagina 24 del Corriere delle Alpi. L'auto bloccata dai militari lunedì sera a San Paolo dopo i colpi messi a segno in diverse abitazioni del quartiere. L'articolo di Roberto Curto. Hanno bloccato l'auto all'altezza dell'incrocio con il crocefisso nel quartiere di San Paolo e tirato fuori il conducente, fortemente sospettato di essere l'autista della banda che da un paio di settimane imperversa nel Feltrino. Stavolta i carabinieri di Feltre sono riusciti ad assestare un colpo ai malviventi, riuscendo a bloccare quello che probabilmente è il quarto elemento della banda, colui che muovendosi in macchina lasciava e prelevava i complici da frazioni, quartieri, comuni vicini una volta messi a segno i furti. È successo tutto nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo che la banda aveva già pianificato e messo in atto un altro tour in abitazioni e appartamenti, cominciando a scassinare porte o finestre per poi andare alla ricerca di denaro contante, ori e gioielli. Nel vorticoso giro compiuto 48 ore fa, le case prese di mira, non tutte con successo, sono una decina. Un pomeriggio convulso che ha visto i carabinieri di Feltre profondere il massimo impegno nella caccia alla banda, eppure l'ennesimo tour criminale era iniziato con segnalazioni di movimenti sospetti a Mugnai e nella frazione di Anzù, poi lo spostamento nel quartiere di San Paolo dove sono numerose le villette unifamiliari presenti. Di sicuro è stata presa di mira l'abitazione della famiglia Chan poco distante dal cimitero dei tedeschi. Poi il gruppo si è spostato nella zona di Tortessen, dove ha concentrato l'attenzione sulla casa dei coniugi Arboit, in quel momento assenti perché all'estero. Ad accorgersi della spaccata è stata la figlia Serena, che si era recata nell'abitazione dei genitori per accudire la gatta di casa. Sono passata per dare da mangiare alla gatta prima di andare in palestra e quando stavo andando via mi sono accorta che avevo lasciato una luce accesa. Non mi sono preoccupata perché ho pensato che sarei ripassata a ritorno a spegnerla. Quando sono tornata ho notato che la telecamera di sorveglianza era stata girata e poi ho trovato la porta di casa aperta e danneggiata. I ladri hanno rovistato in armadi e cassetti, trovando alcuni oggetti di valore, ma poi hanno abbandonato in fretta e furia l'abitazione saltando giù dalla finestra del primo piano. Forse sono tornata mentre erano ancora in casa e così sono stati costretti a scappare, dice ancora la giovane donna, altrimenti se ne sarebbero andati dalla porta dalla quale erano entrati. Hanno ribaltato tutto al piano superiore, direi che il bottino è superiore ai 1.000 euro, anche se solo i miei genitori potranno fare la conta più precisa. A questo punto i carabinieri sono già in zona. Improvvisamente chi abita nel quartiere sente il vociare dei militari e i lampeggianti nei pressi dell'incrocio tra via Cumano e la strada che porta alla palestra di Roccia alle Perine. Viene bloccata un'auto con a bordo una persona che viene fermata e portata nella caserma di Viale Montegrappa per una serie di accertamenti. Il forte sospetto è che sia il quarto elemento della banda, cioè l'autista. Ciò spiegherebbe anche il fatto che la macchina più volte segnalata dai cittadini poi non veniva mai intercettata dalle forze dell'ordine. I carabinieri mettono in campo una vera e propria caccia nei boschi nella zona di San Paolo che si protrae fino a dopo le 21. A quel punto le pattuglie si dirigono a Tomo, dove 3 persone vestite di scuro, almeno una con uno zainetto sulla schiena e le pile accese, stanno correndo nell'oscurità nella zona tra il campo sportivo e l'azienda agricola Beato Bernardino, dove i 3 vengono visti dal titolare dell'azienda. Abitiamo al primo piano dell'edificio e verso le 21, proprio mentre stavo chiudendo le imposte, vedo 3 persone che scendono di corsa dalla collinetta con le pile accese e passano a fianco del capannone. Ho avvertito subito i carabinieri, nel frattempo ho fatto un giro con la macchina nei dintorni, ma non ho visto nessuno. Evidentemente si sono dati alla fuga, anche se qui il bosco è piuttosto fitto. La serata di posti di controllo e ricerche prosegue, ma senza ulteriori risultati. Ma ora i carabinieri hanno comunque dato una svolta alle indagini grazie al fermo di questo quarto uomo. Le indagini proseguono nel più stretto riservo. Ecco quindi la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione di Edicola Belluno. Passiamo direttamente alla prima pagina del Corriere delle Alpi per vedere gli altri titoli di richiamo delle notizie principali che troverete in questa edizione del quotidiano bellunese, per poi passare a quella del Gazzettino di Belluno. Ecco quindi come si apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. La prima pagina è la seguente, un attimo perché c'erano tante pagine prima, eccola qui. Ovviamente la notizia in primo piano è quella che abbiamo letto poc'anzi, ovvero ladro preso in auto, 3 complici in fuga, ma
fa. Abbiamo un altro richiamo che ci porta a Sedico, articolo a firma di Paola Dallanese che troverete a pagina 27. Ufficio postale di Bribano, insulti per la fila, l'impiegata fa intervenire i carabinieri. L'approfondimento a pagina 27. Verso i giochi, come vanno le prenotazioni? Gli albergatori, l'inverno olimpico ci aiuterà. Da una parte l'attesa olimpica, dall'altra la paura che gli sciatori scelgano comprensori più tranquilli, ma gli albergatori professano fiducia, le prenotazioni vanno bene. L'approfondimento di Dalmas a pagina 2. La stagione dello sci, gli impiantisti una nevicata e gli ski pass fioccheranno, aspettiamo solo lo zero termico, basterebbe un po' di freddo per incominciare a sparare la neve. Gli impiantisti bellunesi sono pronti per un altro inverno al top. L'approfondimento a pagina 3. E a proposito di neve, preoccupati i sindaci dell'Agordino e dello Zoldano, non basta il personale interno, già prenotati altrove i mezzi spazzaneve. Un trattore spazzaneve in azione, che vediamo in questo scatto perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, questo inverno tutti prenotati per i Giochi Olimpici. L'approfondimento a pagina 29. I premi Solidarietà e Sport per San Martino, l'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 22 e un altro riconoscimento che ci porta invece nel comune di Cesio Maggiore, Piave DOP in festa, 15 anni di attività, impegno, valori, sacrifici, qualità per il formaggio simbolo della provincia di Belluno. Il Piave DOP che ieri è stato celebrato in occasione dei 15 anni di attività del consorzio di tutela che non solo ha protetto e divulgato l'immagine del prodotto, ma negli anni ha fatto decollare il fatturato arrivato nel 2024 a 18,5 milioni di euro. Testimonial della serata il divulgatore Patrizio Roversi. L'approfondimento di Curto a pagina 26. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo invece adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda sempre l'ondata di furti che sta interessando il territorio bellunese, in questo caso Feltre, quindi stessa notizia che ritroviamo in primo piano anche sull'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, come quella trovata sull'edizione del Corriere delle Alpi. Furti, schierata anche la polizia locale, ondata di colpi nelle frazioni, Feltre mette in campo le battuglie con i lampeggianti e presto potenzieremo la videosorveglianza. L'approfondimento di Scarton a pagina 8. Cesio Maggiore, volo nel dirupo, 64enne salvata da una task force. Prima ha perso l'orientamento, poi è scivolata per diversi metri mentre percorreva il sentiero numero 819 che da Forcella a San Mauro taglia la Val Lunga. Brutta avventura per una donna di 64 anni di Cesio Maggiore che nella caduta ha riportato diversi traumi a spalla e gambe. Per individuarla prima del buio si sono mossi 13 operatori del soccorso alpino di Feltre che alla fine sono riusciti a raggiungere la 64enne portandola in salvo con elicottero. L'approfondimento a pagina 9. Incubo lupi assalgono l'uomo, sono una minaccia. Esistono casi nei quali il lupo ha ucciso l'uomo, anche in provincia di Belluno. È l'allarme lanciato dall'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali. Basta visionare la documentazione ufficiale raccolta negli archivi storici, dicono, anche se gli ultimi precedenti sono di un secolo fa. Ma fra il 2017 e il 2024 c'è stato un aumento esponenziale degli attacchi documentati di lupi in Italia, con ben 20 persone ferite. Inoltre l'abbattimento di esemplari, secondo l'associazione, continua in tutta Europa. Solo in Svizzera, che ha una media di 300 lupi, ne vengono abbattuti un centinaio all'anno. L'approfondimento di Fontanive a pagina 10. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al premio San Martino, il San Martino al frate e allo sportivo, premiate due figure di saldi valori. Ieri mattina in Crepadona tanti bellunesi si sono lasciati coinvolgere dalle lezioni di umanità dei due premiati con il riconoscimento intitolato al patrono della città dell'edizione 2025. Fra Roberto Rizzato e il giovane sciatore Leonardo Dinca, persone fantastiche con saldi valori e ricchi di passione e interiorità. L'approfondimento di Bridda a pagina 2. Domegge, 12enne investito, statale 51 bis paralizzato. Un bambino di 12 anni è stato travolto da un'auto ieri pomeriggio a Domegge. L'incidente è avvenuto alle 14.30 sulla statale 51 bis e ha destato il timore che l'investimento potesse tramutarsi in tragedia. In realtà il 12enne ha subito traumi abbastanza seri da consigliare il ricovero in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il sinistro ha provocato incolonnamenti sulla statale, soprattutto in direzione nord, con il traffico a lungo bloccato. L'approfondimento a pagina 11. E la foto di copertina del Gazzettino di Belluno ci porta a Longarone, la difficile convivenza con la popolazione. Metalba, viaggio nel cuore della fonderia. L'interno della Metalba nella frazione di Fortogna. L'approfondimento a pagina 3 e a firma di Damiano Tormen.
Olimpiadi affitta le stelle? No, qui è un disastro. Le agenzie immobiliari di Cortina, ci sono molte abitazioni ancora libere. L'approfondimento di Dibona a pagina 13. Da Cortina a Santo Stefano, con un articolo a firma di Toscani che troverete a pagina 13. E in Comelico le prenotazioni languono, nessuna richiesta per i giorni dei giochi. Prenotazioni turistiche in Comelico, tutto tace. Nonostante l'avvicinarsi della stagione invernale, le richieste di soggiorni restano frammentarie e sul fronte Olimpiadi regna sovrano il silenzio. Non abbiamo ancora ricevuto richieste legate all'evento. Lo spettacolo Adams in salsa bellunese, tutto esaurito al Cinema Lumière. Appuntamento per questa sera. L'approfondimento di Alessandra Dallò lo troverete a pagina 15. Calcio, in palio la finale di Coppa Italia, la serata magica del Cavarzano. L'articolo di Dauru a pagina 14. Alessia Dallò, pagina invece questo articolo a pagina 7, le eccellenze dagli Stati Uniti al Giappone, Piave DOP la crescita è record. Il prodotto caseario, protagonista della festa per i 15 anni del consorzio di tutela, assaggiato in tutto il mondo da 630 milioni di persone. Una bella notizia quindi che interessa la storica azienda bellunese, parliamo ovviamente di Latte Busche. E con questa notizia, con questo richiamo trovato sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno, termina questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi nel Mondo.